Ecco, ci troviamo insieme all'avvocato Gianluca Liut, ci troviamo nel suo studio in via Martiri a Portogruaro. Dico questo perché Portogruaro in questo momento è al centro dell'attenzione per un caso eclatante, forse il caso giudiziario sicuramente dell'anno scorso e forse rischia di esserlo anche di quest'anno. C'è una truffa milionaria, oltre 67 milioni raccolti e in gran parte spariti, e c'è un gran dibattito anche a Portogruaro, insomma, su tre questioni, tre domande che adesso io vorrei che lei mi potesse dare una risposta per aiutare i cittadini a capire se si poteva evitare questo, e alla luce anche delle conoscenze che si sono avute nel frattempo, perché è una cosa che parte insomma almeno dal 2016, se chi ha investito e guadagnato deve tornare indietro non il capitale, ma quello che ci ha guadagnato con il capitale, essendo in pratica il frutto di un illecito. E ultima cosa, io ho letto e sono entrato nel sito dello studio Liut Partners, in cui lei ha fatto un articolo che metteva un po' in dubbio se il tribunale, pubblicando le liste con dati e nomi, aveva fatto una violazione della privacy di questi cittadini che hanno visto loro malgrado il nome esposto insomma alla lettura di chiunque, dove sui social si è scatenata un po' una bagarre se è giusto o non giusto. Lei comunque ha sollevato dei dubbi. Allora, siccome il profano è di qua e l'esperto è di là, la parola all'esperto. Per rispondere alle sue domande, partendo dalla prima, lei mi ha chiesto se tutto quello che è successo si poteva evitare. È una domanda difficile nell'affrontare argomenti e procedimenti come quello di cui ci stiamo occupando in questo momento come studio. Noi assistiamo a una decina di persone che si sono affidate a noi per proporre querela prima e costituirsi parte civile per l'udienza fissata a Cordenons Auditorium per il 16 febbraio prossimo. Il procedimento è un procedimento datato perché la Procura lo ha scritto già nell'anno 2016, quindi all'incirca 3 anni fa. Più di qualcuno infatti si è posto questa domanda: poteva essere definito prima? Potevano essere evitati alcuni investimenti? È una domanda a cui non spetta a me direttamente rispondere. Io posso dire questo: certamente 52 faldoni di indagini preliminari sono la testimonianza di indagini molto accurate e approfondite da parte della Procura della Repubblica, dal procuratore capo e dal sostituto che hanno promosso questo procedimento, e da parte di tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno condotto le indagini. Certo è che ritengo che se la scelta della Procura di Pordenone è stata quella di richiedere l'invio a giudizio solo a fine gennaio 2019, evidentemente la Procura ha ritenuto che solo in quel momento ha avuto elementi certi per poter procedere e provare la colpevolezza dei 17 prima indagati, oggi imputati, perché accanto a Gaiatto e alla Romani ci sono altre 15 persone e il dato è oramai noto e ufficiale perché il 30 gennaio sul sito dei tribunali di Pordenone è stato pubblicato il decreto che fissa l'udienza insieme alla richiesta di invio a giudizio. Per quanto riguarda invece la questione relativa ai proventi, ai cosiddetti guadagni dagli investimenti fatti in questi anni, si parla in effetti di una cifra variabile tra i 67 e i 72 milioni di euro. C'è un aspetto secondo me importante da valutare, e cioè ci sono state quelle proposte anche successivamente al momento in cui la Procura della Repubblica di Pordenone ha deciso di chiudere le indagini e di depositare al giudice per indagini preliminari la richiesta di invio a giudizio. E queste molto probabilmente costituiranno un secondo troncone dell'inchiesta, potremmo definirlo un Gaiatto più altri bis rispetto al procedimento che verrà trattato all'udienza del 16 febbraio prossimo 21.
C'è una tesi che io condivido, secondo cui i proventi, proprio perché derivanti da attività illecita, dovrebbero essere restituiti. La questione che sottopongo all'attenzione è anche di natura tributaria, perché in molti, anzi moltissimi, convinti della liceità di quell'investimento, prima di scoprire che invece si tratta di un reato nei termini in cui è stato contestato, ragione per cui noi ci costruiamo parte civile chiedendo all'interesse dei nostri clienti i danni agli imputati il giorno 16 febbraio 2019, molti di quei soggetti hanno dichiarato il guadagno nelle proprie dichiarazioni di redditi. Guadagni su cui ovviamente hanno pagato le imposte. Ora, su questo anche i nostri consulenti fiscali ci confortano in questa opinione, quelle dichiarazioni potrebbero essere rettificate nel senso di richiedere il ristoro, cioè il rimborso delle imposte pagate, proprio perché oggi è possibile documentare e provare, per l'effetto della notifica che è stata fatta degli atti del processo per la prossima udienza del 16 febbraio, si tratterebbero per appunto di guadagni illeciti e quindi non soggetti a tassazione, con quale conseguenza però? Che potrebbe esserne richiesta la restituzione. Questo ovviamente con riferimento al solo capitale e non a quelli che potremmo, per brevità, considerare guadagni. Quindi più di qualcuno oggi è incaricato dei consulenti fiscali, e questo lo dico perché l'ho appreso direttamente, per presentare all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di rettifica rispetto ai guadagni dichiarati su cui non hanno pagato le imposte, con la richiesta di ristoro, cioè il rimborso di quelle somme pagate per l'appunto a titolo di imposte. Tesi sulla quale poi l'Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa e potrebbe però essere questo oggetto ovviamente di un eventuale contenzioso tributario. Per arrivare alla sua terza domanda, possibili violazioni di privacy. Noi abbiamo pubblicato come studio il 1 febbraio di quest'anno, quindi 4 giorni fa, sulla nostra pagina Facebook, un articolo in cui, la nostra newsletter di pari data, in cui abbiamo fatto un commento, per così dire a caldo, sulla pubblicazione avvenuta 2 giorni prima sul sito del Tribunale degli atti del procedimento nei termini che abbiamo già indicato. Ora, con riferimento ai soggetti, e sono circa 1000, che hanno proposto querela, ritengo che non possa essere fondatamente ritenuta lesa la privacy di questi, perché nel momento in cui un soggetto propone querela è pienamente consapevole del fatto che espone i propri dati personali e sensibili a livello giudiziario, può essere chiamato a testimoniare nell'eventuale processo dibattimentale che quindi è pubblico, e quindi come se in sostanza avesse espresso ex ante, cioè prima, un consenso al trattamento dei propri dati personali. Il problema invece di privacy si pone, secondo noi, con riferimento a quei soggetti che non hanno sporto querela, i quali si trovano, per così dire, persone offese in questo procedimento, perché così vengono qualificate in questi atti, non per scelta propria ma per scelta di altri, cioè della Procura della Repubblica, perché ne ha indicati nome, cognome, data di nascita, luogo di data di nascita e addirittura in alcuni casi anche le somme investite e la data dell'ultimo versamento effettuato, non per scelta personale, ma perché iscritti quasi di ufficio nel processo oggi da parte dell'autorità giudiziaria. Da questo punto di vista noi riteniamo che possano fondatamente sussistere profili di violazione della privacy, ragion per cui proprio oggi abbiamo depositato al garante per la privacy un esposto con riferimento ai fatti come avvenuti, perché riteniamo che i soggetti che si sono visti inserire, e mi riferisco non soltanto ai soggetti che si possono ritenere danneggiati dal reato per aver investito denaro e non essere visti restituire totalmente o parzialmente il capitale, ma anche per quelle centinaia, anzi sono circa 3.000 persone indicate come investitori relativamente al reato contestato di abusivismo creditizio. Quei soggetti, si intuisce, non hanno subito un danno,
perché gli importi versati, chiamiamoli tra virgolette investiti, sono stati istituiti, però sono quei soggetti che hanno corrisposto somme, investito somme, utilizzate poi per commettere il reato contestato di abusivismo creditizio. Ecco perché riteniamo che in questi casi questi soggetti possono fondatamente lamentarsi della violazione della propria privacy. Sì, lei è stato chiaro. Io da cittadino volevo approfondire due aspetti. Allora, su quest'ultima tesi che ha esposto, non ho ben capito se lei ha agito su questa privacy violata, diciamo così, o ritenuta tale, perché qualcuno si è rivolto direttamente a lei e va in difesa insomma, dei suoi clienti, o se è una questione di principio che lei solleva a tutela generale. Le rispondo dicendole che nel momento in cui stavamo valutando, io e la collega Ilaria Giraldo, profili di eventuali violazioni della privacy con riferimento alla pubblicazione di questi atti sul sito del Tribunale, perché a quella data sul sito del Ministero la notifica per pubblici proclami non mi risulta fosse già intervenuta, proprio nelle ore in cui stavamo valutando e predisponendo l'articolo che poi abbiamo pubblicato, diverse persone che hanno visto il proprio nome pubblicato in questi atti ci hanno contattato per capire se era possibile valutare. Cioè le è stato dato mandato? Diciamo che per ragioni di tutela di queste persone allo Stato non abbiamo agito in nome per conto di, però evidentemente la sollecitazione che ci ha determinato ad agire è stata anche indotta dall'intervento di queste persone che ci hanno contattato per avere un parere in materia. È ovvio che stiamo valutando la questione che abbiamo affrontato dal punto di vista tecnico, giuridico e cioè eventualmente giudiziario, per valutare se effettivamente potrebbe essere, in termini fondati, contestato al Tribunale la violazione della privacy. Siamo in contatto proprio in questi giorni con il garante per la privacy, per cui non ci risulta che ci sia un documento pubblicato quantomeno recentemente in materia, e per sollecitare un intervento da parte del garante su questa vicenda e più in generale su quello che sono gli effetti delle notifiche per pubblici proclami quando, come in questo caso, siano inseriti in questi elenchi non soltanto, ripeto, i querelanti, ma anche i soggetti che non hanno proposto querela, quindi che hanno fatto una scelta di non voler apparire, ripeto, per opportunità o convenienza del tutto rispettabilissimo perché del tutto personale. Io tengo d'occhio un po' quello che viene pubblicato nel sito del Tribunale di Pordenone, ma anche quello che si dice in rete, le testate giornalistiche e quant'altro, e non ho trovato nessuno che ha sollevato ufficialmente questo caso, perciò sarà interessante a chi volesse essere aggiornato seguire gli aggiornamenti sul suo profilo Facebook riguardo a questa vicenda, o anche il mio sito che farà riferimento in questo caso in primis alla sua pagina informativa. L'altro quesito in cui non mi è chiara una cosa è il primo, riguardante se si poteva evitare. Lei ha detto difficile dirlo e ha dato le motivazioni. Però essendo stato pubblicato ancora a luglio 2017 dalla Consob la multa data a Gaiato di 15.000 euro, illustrando anche le motivazioni, insomma, serie che chiunque le avesse lette non avrebbe certamente investito, e di cui non c'è stata data diffusione alla cittadinanza, non è stata divulgata in maniera pubblica adeguata, e questo ha indotto a chi non ha un'informazione capillare a investire e in pratica essere truffato. Avendo la sindaco di Portogruaro detto chiunque abbia sentore di una illegalità di far denunce alle forze dell'ordine, mi sembra che in questo caso non sia stato fatto. Lo so che si va magari un po' fuori, però da quello che magari la sua voglia o possibilità di fare affermazioni, visto che lei ha anche una posizione di difesa in questo momento di
parti offese o persone offese, come si suol dire. Però possiamo dire, visto che c'è un consigliere comunale che pubblica, perché insomma c'è un sito pubblico della Venice in cui mette il mi piace, perciò quantomeno chi era seduto in consiglio comunale sapeva. Il sindaco non poteva non sapere, perché anche lì c'era un altro consigliere comunale che sulla stampa aveva detto che aveva consigliato a chi si era rivolto a lei di non investire, però non è stata data divulgazione. In questo senso ha agito correttamente l'amministrazione comunale o aveva il dovere, e qua entra il professionista, di dare divulgazione, o non poteva perché poteva essere denunciata dalla Veni stessa di qualcosa? Le rispondo in maniera articolata, nel senso che la prima osservazione che faccio è: un nostro assistito pochi giorni fa ci ha contattato e incaricato di assistere in questa vicenda. Alla domanda che gli ho fatto il perché ha deciso di fare questo investimento, mi ha risposto dicendo perché la volontà di guadagnare, di avere del denaro in maniera veloce e facile è una brutta malattia. E credo che alla base di molti di questi investimenti, magari dico non tutti, c'è stata sicuramente la volontà, che si è rivelata poi evidentemente un'illusione, perché oggi i reati contestati sono molto gravi, sono quelli di truffa, di associazione per delinquere, abusivismo finanziario. Sia stata proprio dettata dalla volontà di fare un qualcosa che forse era possibile che succedesse, non dico probabile, perché le cifre che si leggono in quegli atti sono in alcuni casi veramente considerevoli, ma la valutazione di quegli importi ovviamente non spetta a me ma a qualcun altro. La seconda valutazione che faccio è questa. In effetti sul sito Consob è stato pubblicato quel documento relativo alla sanzione irrogata per l'appunto alla Venice e a Gaiatto, che se non ricordo male era esattamente di 15.000 euro. La domanda è: era onere di un pubblico amministratore informarsi del caso, essere informato del caso ed eventualmente pubblicare anche su un sito delle istituzioni come il sito comunale quel documento per mettere, per così dire, in guardia la cittadinanza su quelle che potevano essere eventuali forme di investimento per sollecitare una determinata attenzione? Ritengo che se l'amministrazione lo avesse fatto pubblicando sul proprio sito quel documento non avrebbe commesso un illecito, avrebbe reso un servizio alla cittadinanza. Osservo e sottolineo, non vi era obbligata, però avrebbe potuto farlo. Così come, forse, se non al tempo in cui quel documento è stato pubblicato sul sito della Consob, questa cosa poteva essere fatta anche in un momento successivo, quando cioè, ad esempio, sui giornali sono state pubblicate le prime notizie in cui è scoppiato, relative al momento in cui questo caso è scoppiato. Ripeto, non c'era un obbligo, ritengo, ma certamente ci poteva essere un'attenzione, una diligenza nel farlo a tutela della comunità, perché sarebbe stato pubblicato un documento per l'appunto pubblico, soprattutto perché le voci erano già all'epoca diffusamente note su quello che stava avvenendo. Non avrebbe commesso nessun illecito, avrebbe reso, secondo me, un servizio alla cittadinanza. Questo però ovviamente non significa che oggi sia contestabile una qualche mancanza o una qualche non diligenza a nessun amministratore pubblico. Forse però una maggiore attenzione avrebbe, dico forse, potuto evitare, se non evidentemente tutto quello che è successo, che qualcuno potesse poi essere ulteriormente illuso nell'investire in denaro in un'operazione che si è, quantomeno sulla base di quello che la Procura sostiene, rivelata truffaldina. Perché leggendo le date di chi ha investito su questa lista pubblicata dal Tribunale, ci sono moltissimi che hanno continuato a investire anche nei primi mesi del 2018. Ecco che diventa importante, se fosse stato fatto questa
questo avviso, questa divulgazione a tutela dei cittadini, visto anche poi che il sindaco stesso ha invitato la cittadinanza a fare quello che però si è dimostrato poi non aver fatto lei, perciò imputa un qualcosa che lei stessa non ha fatto. Perciò io non voglio dire, come già l'ha detto lei, nessuna violazione di legge, però da un punto di vista magari morale o politico, insomma, forse lì qualche riflessione va fatta, perché io da cittadino, se avessi perso qualcosa, me la prenderei con chi non mi ha avvisato e sapeva. Ripeto, dobbiamo anche capire se effettivamente si può ritenere che qualcuno degli amministratori sapesse quello che stava effettivamente succedendo. Le voci certo circolavano da molto tempo, quindi questa è una questione assolutamente conosciuta e nota. Faccio un'osservazione molto semplice. In più di qualche profilo Facebook degli amministratori locali, ma parlo dei sindaci dei comuni vicini, molto spesso si legge, parlo nelle pagine del profilo Facebook ad esempio dei sindaci o dei consiglieri, si leggono molto spesso avvisi alla cittadinanza o comunque al qui vis de populi di stare attenti da soggetti, uomini e donne, che si presentano con cartellini falsi relativi a verifiche e ispezioni quanto ad allacciamenti elettrici o del gas o a comunicazioni di missive o recapiti o denaro che chiedono che poi estorcono. Questo è un fatto ormai quotidiano. Così come quell'attenzione che dimostrano questi amministratori fa sì che chi legga quel messaggio o chi ne venga informato da chi magari ha un profilo Facebook possa aver evitato effettivamente truffe a danno, sto pensando di persone più deboli, la cui difesa è sicuramente migliorata, agli anziani per esempio. Nel nostro caso credo che pubblicare sul sito istituzionale o del sindaco, non so se ce l'abbia il sindaco di Portogruaro, la notizia di ciò che la Compos aveva pubblicato, oppure anche dare informazioni in termini generali sulla opportunità, anzi necessità di stare molto attenti dall'essere avvicinati da soggetti che propongono facili guadagni, perché inizialmente, parlo del 2016 ma forse anche prima, i rendimenti promessi erano dell'1% giornaliero, sono poi scesi nel tempo al 10% mensile e poi man mano sono andati calando. Ma all'inizio vorrei sottolineare, e questo lo so perché i primi contratti sottoscritti da alcuni nostri assistiti indicavano questi importi, erano dell'1% giornaliero. Uno può capire, facendo una semplice operazione matematica, di quale cifre stiamo parlando. Ecco perché l'operazione è risultata molto interessante dal punto di vista dell'investimento. Poi però, ripeto, così come questi sindaci, questi amministratori molto diligenti e secondo me molto sensibili a queste tematiche avvisano di questioni molto meno gravi di questa, forse, ma mi permetto di proporlo come motivo di riflessione, una qualche informativa ci sarebbe potuta stare anche da parte degli amministratori locali. Avrebbero secondo me cioè reso un servizio alla cittadinanza. Bene, lei è stato molto esaustivo e chiaro. Per chiudere e dare anche un'ulteriore indicazione ai cittadini, anche coloro che, fra virgolette, curiosi, stanno vedendo come si evolve questa vicenda, possiamo dire che ci vorrà qualche annetto perché sia conclusa, o nel 2019 vedremo già qualcosa di concreto come legge che ha agito e concluso? Le posso rispondere dicendo che questo lo capiremo all'udienza del 16 febbraio e nelle udienze che seguiranno, perché sono convinto che difficilmente a quell'udienza si possano definire almeno gli aspetti preliminari relativi a chi vorrà costituirsi parte civile. Dipenderà dalle scelte degli imputati. Potrebbero scegliere dei riti alternativi al dibattimento, quindi non affrontare il processo, perché in quella sede il giudice per indagini preliminari dovrà valutare se la notizia di reato, così come articolata e strutturata dalla procura, sia meritevole di essere discussa nel processo. Questo è il compito che spetta al giudice per indagini preliminari, cioè
non condannare, ma valutare se in un eventuale processo ci possono essere elementi di prova a carico dei soggetti. Se però questi scegliessero, nei limiti consentiti a legge, dei riti alternativi, sto pensando al patteggiamento, all'abbreviato, ovviamente il processo terminerebbe in quel momento. Per risponderle, sono convinto che questa vicenda non terminerà quest'anno, perché le cifre in gioco sono molto importanti e credo che sicuramente molti hanno proposto querela successivamente al momento in cui la procura deposita la richiesta di via giudizio, molti stanno presentando querela anche in questi giorni, perché ci stanno contattando per presentare querele in questi giorni, e quasi sicuramente, lo darei quasi per certo, ci sarà un troncone bis di questa vicenda. Però faccio un'altra osservazione. Solo limitandosi a leggere gli importi degli investimenti, così come indicati negli atti che sono pubblici, credo che più di qualcuno si faccia una domanda sulla provenienza di quei denari. Perciò mi limito a osservare. Per quei soggetti che potranno giustificarli il problema non si porrà. Però credo che più di qualcuno, forse anche l'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, farà un qualche tipo Sì, di... qualcuno magari non avrà interesse che si sappia cosa ha investito se ancora non fa parte di quella lista. Ma l'ultima domanda che mi è venuta in mente e che mi hanno posto e si stanno sicuramente ponendo chi ha perso i loro denari: che possibilità reale c'è di recuperare quanto perso? Si riuscirà anche in forma minima? Perché oltre a quello perso ci sarà chi farà richiesta danni, perché io ho perso ma ho anche subito, insomma, un danno che va quantificato. Questo è assolutamente vero, non è facile fare una previsione perché dipenderà intanto da quanti si costituiranno parti civili in quel processo, azionando un danno nei termini in cui poi verrà articolato quanto la perdita del capitale, ma eventuali anche danni collaterali. Il fatto che per esempio quelle risorse mi sarebbero servite per fare altro, vi ho rinunciato per fare questo tipo di investimento, convinto che si trattasse di un'operazione lecita e ovviamente fruttuosa in termini di investimento. Ma È una parentesi, anche perché era stato promesso a tutti che in qualsiasi momento avessero richiesto indietro il capitale, questo sarebbe stato dato, cosa non avvenuta. peraltro aggiungo anche un altro particolare, ci risulta che, ma stiamo approfondendo la questione, sarebbe stato promesso a più di un investitore la garanzia che il capitale sarebbe stato in ogni caso rimborsato, perché la società, o meglio le società coinvolte in questa vicenda, avrebbero stipulato con una primaria agenzia, compagnia assicurativa, una polizza per la tutela per l'appunto del capitale. Anche forti di questa rassicurazione, che ovviamente noi valorizzeremo come indizio della condotta truffaldina degli imputati, i soggetti contattati o che hanno contattato le persone coinvolte per fare gli investimenti si sono rassicurati sulla bontà dell'investimento, perché quando viene detto a un investitore il tuo capitale è comunque garantito da una polizza assicurativa, perciò puoi, in estrema sintesi, soltanto guadagnare e non perdere, chi rinuncerebbe a un investimento facile e anche molto veloce? Ripeto, all'inizio gli interessi promessi erano dell'1% giornaliero. Allora, per concludere questa che ritengo una interessantissima intervista informativa, che possiamo dire come consiglio magari a coloro che essendo stati truffati non si sono fatti avanti, perché io ho visto 2 nomi di avvocati, compreso il suo, su questa lista, perciò ci si può rivolgere anche ad avvocati di Portogallo, penso ce ne siano altri oltre a quei 2 che ho letto, compreso appunto il suo nome. Possiamo consigliare di rivolgersi ai loro avvocati di fiducia, chi ancora non l'abbia fatto? Ritengo che, perché la questione è relativa al termine entro il quale proporre querela, il termine da cui far decorrere il termine per proporre querela possa essere indicato nella data del 30 gennaio 2019, cioè quando è stato pubblicato quel documento, gli atti del processo come ho indicato, sul sito del Tribunale,
giusto provvedimento del giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Pordenone. Se da quella data possiamo ritenere che decorre il termine, perché il truffato, o meglio l'investitore che ha subito un danno, ha avuto conoscenza certa dei fatti, proprio perché la notifica è avvenuta per pubblici proclami. Cioè possiamo ritenere che l'aver pubblicato i quotidiani la notizia dell'arresto avvenuto l'11 settembre, cioè il 12 settembre, non possa ritenere che il termine per porre querela di 3 mesi previsto dalla legge scadesse il 12 dicembre. Secondo me il termine decorre da quando io posso provare persona offesa, Perciò c'è ancora tempo. danneggiata dal reato, di aver avuto una conoscenza certa di quella che è la truffa contestata, e quindi c'è ancora tempo per farlo. Ovviamente per l'udienza del 16 febbraio non è sufficiente presentare querela. Chi intenda agire per provare a tentare di recuperare il danno dovrà ovviamente costituirsi parte civile, e quindi dovrà rivolgersi a un legale. Bene, io ringrazio l'avvocato Gianluca Liutto di aver accettato questa intervista e spero di aver dato insieme a lei un'informazione in più ai cittadini. Grazie.